Sempre per il nostro viaggio sulle archeologie industriali, oggi siamo a Cavenier, l'ex zuccherificio, da molti anni chiuso, e comunque andiamo a visitarlo naturalmente come sempre superando la mia paura atavica di topi, di serpenti, anche ultimamente anche di colombi. Beh, qua siamo veramente davanti a una cosa dimenticata da Dio degli uomini. Siamo a Cavenier, stabilimento per la produzione di zucchero da barbabietola, e aperto nel 1950, quando si cercava veramente di rimettersi in piedi dopo la guerra, e in quell'anno appunto entra in produzione questo zuccherificio che occupava, pensate, un'area di oltre 41.000 metri quadrati. E per 20 anni questo è stato il centro, il cuore pulsante di un'isola altrimenti votata solamente all'agricoltura e alla pesca, ed è stato, pensate, il 14° impianto per la raffinazione dello zucchero in Polesine. Dopo questo hanno aperto anche ad Ariano nel Polesine e, guarda caso, Ariano e Cavenier furono i primi ad essere chiusi. Ariano nella stagione 68-69 e Cavenier nella stagione 69-70. E qua gli abitanti dicono che era definita la Fiat di Cavenier, era, come si dice, il mito del progresso, era finalmente i nostri paesi che entravano nel mondo dell'industria, tanti posti di lavoro. E caspita, era veramente importante per il nostro territorio questo zuccherificio, ed è un peccato vederlo così abbandonato ormai da 47 anni. Attualmente, se contiamo anche la località di San Giorgio, Cavenier conta 515 persone e sicuramente avrebbe dato molto lavoro questo zuccherificio dimenticato, come ripeto, da Dio e dagli uomini.